Sappada, ridente località turistica posta tra Carnia e Cadore, oggi è un'ampia meta turistica montana distesa in un'ampia valle ricca di prati e foreste sempreverdi. Tra tanta magnificenza naturale esistono anche luoghi storici e monumenti religiosi che suggeriscono la complessità della cultura e della civiltà di questa valle alpina. Per i numerosi turisti ospiti di Sappada, uno di questi monumenti è la Via Crucis, che si vede arrampicata sulla collina alla sinistra del rio Mühlbach, chiamata il Calvario, che è qui scelto quale argomento di interesse turistico e religioso. La Via Crucis consiste in una serie di cappelline disposte con regolarità sul bordo di un sentiero che sale sul fianco della collina e che culmina con una deliziosa chiesetta. Davanti alla chiesetta le tre croci dei condannati a morte con al centro Gesù Cristo rappresentano il Calvario, il tutto secondo la tradizione religiosa che tiene alto il ricordo della passione e della morte di nostro Signore. A ricordare il tragico fatto della Via Crucis fanno da preambolo le figure dei soldati poste all'interno della cappella iniziale, che rappresenta l'Orto degli Ulivi, luogo in cui fu catturato Gesù. Lì accanto è la prima stazione. All'interno della bella chiesetta
Nella lunetta dell'abside si può osservare il dipinto ad olio dell'Ascensione. Nel bellissimo altare barocco, la Madonna Addolorata tiene sulle ginocchia il figliuolo Gesù esanime. Sotto l'altare giace il corpo di nostro Signore. Nella località turistica alpina, l'origine di questo complesso religioso è dovuto ad un fatto accaduto ad un abitante del luogo agli inizi del XIX secolo. Dai racconti che si sentono in loco, fu Cristoforo Crater, infatti, che realizzò la prima versione della Via Crucis di Sappada, della quale esistono solo le prime due cappellette, che oggi si vedono ancora alla destra del Rio Mühlbach. Quella del crater è una storia che mi ha incuriosito alquanto, tanto da farmi sorgere il desiderio di realizzare questo documentario. Ma l'indubbio fatto storico, purtroppo sbiadito dal tempo, oggi non ha una versione unica. Delle tre versioni sentite, allora proviamo a ricostruire la più probabile. Prima versione. Erano i primi anni del XIX secolo e il territorio montano di Sappada era conteso tra l'esercito napoleonico e quello austriaco. Il cacciatore sappadino Cristoforo Crater un giorno si recò a caccia tra le pendici del Monte Tullia. Inaspettato fu l'incontro con un drappello di soldati napoleonici, i quali, tra sentieri impraticabili, lo costrinsero ad accompagnarli in Carnia. All'improvviso, guida e militari napoleonici furono attaccati dagli austriaci, i quali fecero strage dei francesi. Il cacciatore Cristoforo, coinvolto nella battaglia, fece un voto. Se fosse sopravvissuto, come ringraziamento avrebbe eretto a Sappada una Via Crucis. Seconda versione. Il cacciatore Cristoforo Crater si salvò dopo aver subito l'assalto di alcuni orsi minacciosi. In questo racconto l'opinione pubblica forse si confonde con il fatto del possidente di Cima Sappada, che andò a raccogliere fieno nei prati di Plotz, il quale fu assalito da un orso e per difendersi fu costretto a salire sopra un masso. Durante l'assedio il contadino fece voto alla Madonna che se si fosse salvato avrebbe eretto una cappellina sopra il masso stesso. Il contadino con grande fatica fece fuggire l'orso, si salvò e sciolse il suo voto. Infatti la cappellina, dedicata alla Madonna dell'Ussari, la si può vedere ancora oggi eretta sopra il masso tra i prati di Plotz. Terza e ultima versione. Conoscendo il periodo preciso del fatto, la data della realizzazione della Via Crucis, ma soprattutto l'esamine della logica morale che il protagonista può aver patito, avvallata anche dall'attuale erede, la signora Teresina Crater, si propende per quest'ultima versione. Tra il 1797 e il 1814 il territorio montano di Sappada era conteso tra l'esercito napoleonico e quello austriaco. Un giorno il Crater, andando a caccia tra le pendici del Monte Tullia, fu fermato da un drappello di austriaci che lo interrogarono. Sapeva della presenza a Sappada dei francesi e senza pensare a possibili tragiche conseguenze disse loro dove erano. Ritornato a Sappada, seppe che gli austriaci avevano fatto strage dei soldati napoleonici. Da uomo di fede e salda morale
fu mosso dal rimorso e si accollò la colpa del grave fatto di sangue. Si recò dal vescovo di Udine, il quale lo invitò a visitare la Terra Santa e a erigere una Via Crucis nel paese natale. Così fece. Nel 1861, a lavori finiti, Pietro Crater, alla curia di Udine, chiese la benedizione della chiesetta del Calvario e la facoltà di farvi celebrare la Santa Messa, desideri che in seguito vennero puntualmente concessi. Da allora la Via Crucis e il Calvario sono entrati nel cuore dei sappadini e dei villeggianti più devoti, divenendo teatro di manifestazioni religiose spontanee e commoventi.